Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video, un video un po' sbarbato. E è un video che avevo proposto in uno degli ultimi video e mi sembrava carino, molto carino da fare, tant'è che ci ho impiegato un po' a prepararlo, però alla fine eccoci qua. Intanto il gioco sta caricando. In cosa consiste il video? Consiste nel andare a vedere tra me, Mattia, ovvero l'Eccelso, e il buon Pietro, chi dei tre ha fatto un mercato potenzialmente migliore. C'è da fare alcune specificazioni. La prima è che purtroppo per una mia dimenticanza ci sono stati dei giocatori che mi sono scordato di togliere. Per esempio, in quello di Pietro mi sono scordato di togliere Nandez e ho cercato di fare il tutto il più verosimile possibile a quelli che erano i dettami dettati da noi tre. Il problema è che in alcuni casi non ci sono riuscito, perché io per esempio ho promosso, cioè ho mandato avanti De Sogus per esempio, però non mi ricordo se era De Sogus o qualcun altro. Fatto sta che in alcuni casi, se si trattava di un giovane della primavera, ahimè rimaneva lì e non veniva lasciato in prima squadra. Quindi per quanto riguarda i giovani della primavera, purtroppo lì non potevo avere un gran margine, più che altro perché l'ho fatto tutto da esterno. Ho cominciato la carriera come disoccupato e ho fatto tutto con l'editor e ho cercato di fare le cose il più verosimili possibile. Quindi ho messo in tutte e tre le carriere Nicola come allenatore, e basta sostanzialmente. E ho fatto tutti gli acquisti e le cessioni del caso. Io direi, ok, ecco il mouse, di incominciare subito e andare a vedere il mio mercato. Ok, no, andiamo a vedere prima quello di Pietro. Questo è quello più tardivo di salvataggio, perché alle 14:03. Andiamo subito a vedere come è andato il calciomercato di Pietro e come si è qualificato, cosa ha combinato Pietro. Allora, come vedete siamo al 31 maggio del 2020. Ah, voi non lo vedete giustamente. Aspettate, mi sposto un po' più in basso, mi metto magari, per questo video mi risposto un attimo qua in basso. Siamo al 31 maggio del 2024. Fatemi rimettere sto coso qua, ok. E io direi di andare a vedere subito, tra l'altro, posti disponibili Cagliari. Vediamo già che qua Nicola penso sia stato esonerato, e infatti è stato esonerato. Vediamo già qua e ahimè il Cagliari di Pietro non si è riuscito a salvare. Ovviamente l'ho fatto sulla stagione corrente, non ho sinceramente cercato nessun database con i risultati aggiornati e tutto quanto. Comunque il Cagliari di Pietro si è piazzato 18esimo in Serie A con 6 vittorie, 8 pareggi, 24 sconfitte e una differenza tra gol fatti e gol subiti di meno 22, con un totale di punti di 26, quindi decisamente male, 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 male. Io direi di vedere più o meno com'è stato il calendario, se mi ricordo, ecco, calendario prima squadra. Vediamo per esempio in Coppa Italia il Cagliari di Pietro ha passato il turno ai tempi supplementari con il Venezia. Al secondo turno ha perso 3-1 col Monza, quindi un Cagliari che si ferma al secondo turno. Tra l'altro Coppa Italia verrà vinta dall'Inter. Comunque, dicevamo, la Serie A per il Cagliari di Pietro comincia male. Una sconfitta con l'Udinese, pareggio con il Verona, vittoria 3-0 con il Frosinone, poi un filotto di partite negativissime, vinciamo con l'Empoli, poi qua c'è la partita persa in Coppa Italia contro il Monza,
Perdiamo 1-0 con il Sassuolo, pareggio 2-2 illustre con la Lazio e vittoria 2-1 con il Torino, che non è per niente male, però anche qui filotto di sconfitte importanti, tra l'altro un trittico veramente impegnativo, perché Juventus, Inter, Napoli non è proprio... Ma sta registrando? Sì, che sta registrando. Non è proprio il trittico di partite che ti aspetti. Pochissimi pallini verdi, qui addirittura 2 di fila contro Genoa e Empoli, e poi una serie di prestazioni negative molto molto importanti. Andiamo a vedere anche il mercato che ha fatto il buon Pietro. Se non mi sbaglio c'è stato solo un giocatore di Pietro che non sono riuscito a trovare, e proprio per questo al posto di se non mi sbaglio era Butic, che non sono riuscito a trovare, perché se io qua cerco Marco Butic non compare assolutamente niente, e quindi al posto di Butic io ho lasciato Rog a pieno servizio. Comunque andiamo a vedere trasferimenti, storia di trasferimenti. Ecco qua, questi sono tutti i trasferimenti, ovviamente tralasciando Vietesca eccetera eccetera, da Mutantua in poi fino a sempre il 17 luglio. Tutti questi sono quelli che ha fatto il buon Pietro, quindi Luperto, Gabbia, Alvaro Garzia, Iari Van de Putte, Petkovic, Spendi, Munteanu e basta. Mentre le cessioni sono da no, Traglini, no. Da Dossena in poi. Da Dossena in poi tutte quelle del 17 luglio, ovviamente Altare l'ho fatto io per tutti, sono quelle fatte da sempre dal buon Pietro. Quindi Altare, vabbè, La Padula, Pereiro, Macumbu, Prati, Azzi, Mina, Dossena. Ovviamente le squadre le ho scelte io un po' a casaccio. E, e questo è quanto. Io direi di andare a vedere più o meno come ha giocato la squadra. Abbiamo un 3-4-1-2 che qua ci viene offerto come un 5-2-1-2. Più che altro l'allenatore che non c'è, per curiosità, così. Quando è stato esonerato Davide Nicola? Ah no, Nicola si è fatto tutta la stagione, però poi è stato esonerato, ok. Diciamo che non è andata benissimo, ecco. Non è andata benissimo, direi per niente. Poi non so se ci sono altre cose in realtà da dover guardare, perché alla fine il Cagliari faceva solo quelle due competizioni. Vediamo cosa ha preso dopo il Cagliari, perché gli ha preso in automatico Manuel Gulde, poi Pietro Candelari dallo Spezia, Niklas Mai dal Victoria Coln, Remy Cabella, ancora Campa Cabella, da Lille, e Oristagno di nuovo in prestito dall'Inter. Ok. E le cessioni, c'è stato solo ehm, Idrissi agosto in prestito al Ghilarza, Carboni in prestito al Carbonia e Bolzan idem, Di Pardo ceduto all'Osasuna per un totale di 1,3 milioni, e Niklas Mai precedentemente preso, girato in prestito al SC Verl. Questo è stato il Cagliari del buon Pietro. Andiamo a vedere il Cagliari di Mattia. Vediamo se è riuscito a fare meglio o peggio di Pietro. L'Eccelso, eccolo qua. Vediamo cosa ha combinato il buon Mattia. Qua sono andato un po' più avanti, siamo al 4 giugno 2024, però già notiamo che qui per esempio non c'è il Cagliari come squadra che cerca allenatore, quindi vuol dire che comunque troppo male non dovrebbe aver fatto, o almeno così penso, perché può essere pure che in realtà è stato esonerato e abbiano già trovato un rimpiazzo.
Dov'è il 15°? Attenzione, il Cagliari di Mattia si piazza al 15° posto con il Napoli che fa il back to back dello scudetto. Addirittura il Sassuolo in conference con la Juventus nona, il Frosinone 11°. Particolare, questa simulazione è particolare. E il retrocedono Salernitana, Genoa e Verona. Il Cagliari di Matta che fa 9 vittorie, 10 pareggi e 19 sconfitte con una differenza reti di meno 17 e 37 punti ottenuti. Andiamo a vedere se nel Cagliari c'è ancora Nicola. No, e infatti non c'è Nicola, c'è Petit, allenatore del Boavista, arrivato a Cagliari da poco, credo. Trasferimenti, dove era? Allenatori. Nicola dura fino al 25 febbraio, licenziato. Poi c'è Testoni che fa da traghettatore, e poi arriva Petit. Petit effettivamente risolleva un po' quello che è stato il Cagliari, ottenendo 4 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta, perché Nicola aveva fatto decisamente male. Decisamente male. 7 vittorie, 6 pareggi e 16 sconfitte, diciamo che non è un rollino di marcia molto entusiasmante. Andiamo a vedere quelli che sono i trasferimenti. A partire da Mutandua in giù abbiamo Sazonov, Ferreira, Mazzocchi, Schiavi, Duncan, Maggiore, Sottil, Della Morte, Bairami, Nzola, Oristagno. No, sì, no, Oristagno, oddio, no, Oristagno no, l'ha fatto sempre il coso, sempre il gioco da solo e basta. Tra l'altro io mi dissocio totalmente dall'acquisto fatto da Bonato il 1° settembre. Andiamo a vedere anche le cessioni che partono da Dossena al Como per 10 milioni, Obert allo Zurigo, Di Pardo al Pisa, Pereiro all'Espanyol, Yankto al Wolverhampton, Azzi al Palermo, De Jong al Mantova, Ciocci al Vicenza, Contini al Lecco, Palomba all'Ascoli, Zallo alla Reggiana, Rog rimane lì alla Dinamo, Prelec all'Ask, Boccia al Novara, Cavuoti alla Carrarese e poi basta. Questi sono quelli fatti da Mattia. Direi che per il momento la squadra ha reso molto... Ah, ecco che dovete con Pietro. Chi ha segnato per esempio più gol? Nzola. Nzola ha fatto molti gol, 13 gol, che per il Cagliari degli ultimi tempi è già tanto. Un maggior numero di assist sono Marin e Duncan. Tra l'altro, come gioca questo Cagliari? Come gioca? 4-2-3-1. Mazzocchi, Sazonov, Mina, Zappa, Scuffetti in porta, Duncan e Marin sulla mediana, Sottil, Bairami e Luumbo alle spalle di Nzola. Sinceramente mi intriga un poco questa cosa. No, registrazione no, prima squadra. E il maggior numero di presenze ovviamente lo ottiene Scuffè, poi Zappa al secondo posto, Sottil al terzo, Nzola al quarto e Bairami al quinto posto. Comunque vedo una certa prestazione, una certa continuità di prestazione, Ma non male, per il momento a mani bassissime il migliore. Però stiamo parlando di un 15° posto. Tra l'altro Augello in lista trasferimenti per 275.000 euro. E io a questo punto mi auguro di essere riuscito a far meglio. Sinceramente sono abbastanza confident nella mia rosa, Penso che ci sia il materiale per fare bene. Stiamo a vedere, perché io l'ho simulato e sono uscito, non ho manco guardato. C'è stato quindi un 18° posto da parte di Pietro e un 15° posto da parte di Mattia. Posti a rischio, ecco, già vediamo che il Cagliari non ha più Nicola ma ha Donadoni, allenatore del Cagliari. Perfetto, sono quello che ha fatto meglio.
Anzi, no, scusa, sono quello che ha fatto peggio. Sono quello che ha fatto peggio. 19° posto. 19° posto con 29 punti, 6 vittorie, 11 pareggi, 21 sconfitte. È andata un pochino male la mia simulazione. È andata decisamente male. Minchia. Quando è stato esonerato Nicola? Nicola è stato esonerato il 4 febbraio dopo aver fatto 4 vittorie e 3 pareggi. Si sono svegliati in tempo, eh? Si sono svegliati in tempo. Dopo 4 vittorie e 3 pareggi e 18 sconfitte, te svegli presto a esonerarlo. Sempre Testoni come traghettatore e poi Donadoni che con 3 vittorie e 7 pareggi non riesce a salvare il Cagliari e di conseguenza retrocede. Male, male male. Andiamo a vedere il mercato fatto da me. Immagino che voi l'abbiate già visto. Comunque, Sazonov, Luperto, Fontanarosa, Lazzari, Adli, Oristagno, Brunori e Nzola. Tra l'altro, anche qui il Cagliari ha preso Andre Franco, incredibile. Incredibile. Barak, Candelari e Oemiken. Mai sentito. Invece la lista dei ceduti vede Altare ovviamente al Venezia, Viedesca, Boccia, Palomba, Azzi, Di Pardo, Travaglini, De Iola, Jankto, Marin, Pereiro, Cavuoti, Pavoletti, Prelec, Lapadola, Contini e Mutandua. Questi sono i miei giocatori ceduti. Qua abbiamo un totale di 31 milioni, però calcola anche quelli fatti in precedenza, e un 29 milioni in uscita, 31 milioni e mezzi spesi e 29 incassati. C'è un giocatore. Allora, la media voto migliore chi ce l'ha da me? Oemiken. Ce l'ha questo Oemiken. Tra l'altro non vediamo nemmeno le Ah, però aspetta. Nella formazione. No. Nascondi, prestito o in prova. Ok. Tra questi il migliore è Dossena con una media del 6.8, che è abbastanza bassina, eh. Tra l'altro vedo comunque una rosa con cui il Cagliari può fare tranquillamente incassare e rifondare per risalire subito dalla B. Mettiamo di nuovo qua. Chi ha fatto più gol? Con 11 gol il capocannoniere è stato Brunori, segue Nzola a 10. Comunque un attacco con 21 gol per le due punte non è per niente male, eh. Chi ha fatto più presenze? È Adli addirittura. Scuffeni ha fatte 38, seguono Lazzari e Dossena a 37, Augello a 36 e Nzola a 36 complessive con una da subentrato. Sinceramente ragazzi non me l'aspettavo. Mi aspettavo ma molto molto meglio. Mi rimetto in alto. Mi rimetto in alto. Tra l'altro ho cercato anche di anzi, mettiamoci così. Ho cercato di fare di mandare meno gente possibile in Serie A, di mandarla in categoria minore per cercare di non falsare troppo quello che sarebbe stato il campionato. Non so se ho fatto bene o ho fatto male, però i risultati sono questi. Quindi primo Mattia, secondo Pietro e terzo io. Veramente non me l'aspettavo, non me l'aspettavo perché ero veramente molto confident sulla mia rosa. Pensavo di averla strutturata in maniera abbastanza decente. Comunque, questa è la simulazione. Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate, se pensate che siano giuste o se pensate che chi doveva fare meglio o peggio, non lo so. Fatemi sapere tutto qua sotto nei commenti. E noi ragazzi, detto questo, ci becchiamo in un prossimo video. Belli regà.